Buongiorno Notizia. 8:50, torniamo in studio, parliamo ancora di cronaca con la Sicilia Web. Catania, distrutti 28 parcometri di Sostare, 28 colonnine per il pagamento della sosta sulle strisce blu gestite da Sostare sono state distrutte con del materiale esplodente in poco più di un mese, dal 30 novembre al 3 gennaio scorsi a Catania. Le ultime due sono state fatte esplodere la notte scorsa tra via Quintino Sella e via Umberto. Il massiccio attacco sferrato contro i parcometri di Sostare, afferma il presidente della società Luca Blasi, non è un semplice atto vandalico ai danni della nostra azienda, ma una vera e propria sfida alle istituzioni, alle regole di una società civile, alla legalità e a chi ha il diritto e il dovere di difenderla. I malviventi, aggiunge, utilizzano esplosivo ad alto potenziale in grado di arrecare ingenti danni. Le schegge di lamiera arrivano a decine di metri dal luogo della deflagrazione. Sono stati danneggiati edifici e auto in sosta, ma temiamo soprattutto per l'incolumità delle persone. Per questo facciamo appello a tutti i cittadini affinché ci aiutino a segnalare movimenti sospetti nelle ore notturne in prossimità delle colonnine e confidiamo pienamente nell'operato delle forze dell'ordine, dalle quali abbiamo ricevuto la massima attenzione. Forse è solo una coincidenza, sottolinea il presidente di Sostare, ma l'aumento e la recrudescenza degli attentati a seguito dell'intensificarsi della politica di lotta all'abusivismo è emblematico. Le zone interessate sono diverse, a macchia di leopardo, in tutte quelle interessate dalle strisce blu. I danni ammontano ad oltre 160.000 euro, esigui invece i bottini da parte degli assalitori, da 6 a 200 euro a parcometro. L'azienda intanto ha presentato formale denuncia alla Polizia di Stato. Siracusa News parla di altro. La polizia trova numerosi ciclomotori rubati all'interno di un furgone, 2 denunciati. Gli agenti hanno denunciato in stato di libertà 2 uomini di 29 e 46 anni, entrambi siracusani, per il reato di ricettazione, in quanto custodivano all'interno di un furgone di loro proprietà diversi ciclomotori, sia a scoppio che con motore elettrico di provenienza furtiva. I veicoli sono stati poi posti sotto sequestro al fine di accertarne la proprietà. E parliamo adesso dell'imminente emergenza freddo. Avviso di ricovero dell'assessorato alle politiche sociali per i senza fissa dimora a Messina. A seguito del peggioramento delle condizioni meteo previsto per i prossimi giorni, con un notevole abbassamento delle temperature, l'assessorato alle politiche sociali e il relativo dipartimento hanno provveduto a consentire a Messina un maggiore e più adeguato ricovero ai soggetti senza fissa dimora nella struttura Casa di Vincenzo, gestita dalla cooperativa Santa Maria della Strada. A tal fine la cooperativa metterà a disposizione un maggior numero di brandine ed aumenterà la fascia oraria di accoglienza, anticipando l'orario serale di ingresso alle ore 19 e posticipando quello mattutino di uscita alle 8:30. Pertanto, grazie alla collaborazione con la Caritas, le 2 strutture di accoglienza site nei pressi della stazione centrale, ovvero l'Help Center per l'accoglienza diurna e la Casa di Vincenzo per l'accoglienza notturna, opereranno in stretta connessione per garantire un riparo durante l'intera giornata.